Esce dalla caserma dei carabinieri, in braccio la sua piccola, il viso segnato. Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma marocchina di Stanghella, scomparsa dallo scorso 21 ottobre, accompagnato dal suo avvocato, ha appena consegnato un pezzo di braccialetto. Lo ha ritrovato nello stesso campo, a pochi metri dalla sua abitazione, dove qualche giorno fa aveva rinvenuto anche una scarpa e una maglia della moglie. Io ho bisogno della moglie per la bambina, per la casa, per tutti. Si chiude in macchina con la figlia e non parla più. Lui si dichiara completamente estraneo a qualsiasi cosa possa essere accaduta a Samira, a qualsiasi essa sia. Evidentemente questi ritrovamenti non fanno presupporre un lieto fine della questione della scomparsa di Samira. Mohamed è indagato, le accuse sono pesanti: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Una svolta nelle indagini è arrivata il 9 dicembre ma trapelata solo nelle scorse ore. Nel pomeriggio di mercoledì poi il nuovo ritrovamento, il braccialetto strappato di Samira. Gli ho chiesto lì per lì di condurmi a fare un sopralluogo dove aveva ritrovato la scarpa e il portachiavi di Samira. Dopo circa mezz'ora di sopralluogo fatto alla mia presenza, Mohamed mi ha chiamato facendomi notare di aver rinvenuto questa catenina, questo braccialetto che lui ha riconosciuto essere appartenente a Samira. Di qui l'appello che facciamo in maniera molto netta e decisa di cercare millimetro per millimetro in quel posto. Coincidenze che potrebbero aggravare la posizione del marito, della donna. La zona, dice l'avvocato, ormai è stata contaminata e suggerisce una nuova pista. In quel posto ora ci sono anche guanti di lattice, ci sono pezzi di plastica, pezzi di vetro, potrebbe esserci stato un incidente e Samira è stata travolta.